Siamo a Genova Molassana, presso la sede di Autoservice. Siamo qui con uno degli amministratori, Claudio Taffetani. Buongiorno. Buongiorno. Ci può raccontare un po' cos'è Autoservice? Allora, Autoservice nasce appunto 30 anni fa, nasce come carrozzeria e tuttora è l'attività principale che l'azienda svolge, e negli anni chiaramente crescendo abbiamo sviluppato altri servizi e altre iniziative produttive. Prima di tutto l'allestimento per il trasporto e la guida per i diversamente abili. Modifiche per poter utilizzare il volante, il freno e quant'altro con chi ha capacità residue che non permettono l'uso completo di tutte le facoltà. È molto importante. Fatto questo è un'esperienza molto importante anche dal punto di vista umano, dal punto di vista dell'impegno anche psicologico che ha comportato questo avvicinarsi a questo tipo di lavorazioni. Si interagisce spesso chiaramente con gli utilizzatori, con tutto quello che comporta, per comprendere e capire veramente quali sono le vere esigenze e necessità che si creano. Fatto quello abbiamo anche ampliato l'attività produttiva rivolgendoci anche con più attenzione ai mezzi commerciali per le officine mobili. Facciamo allestimenti sulle officine mobili, cioè modifichiamo i vani carico in modo che possano essere utilizzati come vere e proprie officine. Oltre a questo abbiamo anche iniziato con proporre la coibentazione dei veicoli destinati al trasporto di medicine, merci alimentari e quant'altro, quindi abbiamo differenziato l'attività in quella direzione. Contemporaneamente abbiamo anche girato lo sguardo sulla meccanica, quindi offriamo anche servizi di meccanica. Pneumatici, quindi sostituzione di pneumatici, deposito pneumatici per il cambio stagionale dei pneumatici estivi ed invernali. Diciamo che l'attività nell'ambito dell'automotive è rivolta un po' a 360 gradi. E nell'ambito della formazione invece? Ma adesso, al di là di iniziative interne con cui facciamo autoformazione del nostro personale, che questa è una cosa che svolgiamo negli ultimi anni con un po' più di attenzione perché si è resa la necessità di farlo. Certo, cioè l'avvento delle macchine elettriche, di componentistiche sempre più complesse, necessita anche all'interno, gestiamo noi stessi a volte corsi di autoformazione che svolgiamo in sede. Mentre invece altro aspetto è quello che si è iniziato con iniziative promosse dalla Regione Liguria, da Confartigianato e dal Don Bosco, che Don Bosco è proprio una scuola che si occupa di formazione professionale. Abbiamo iniziato un percorso con loro per accogliere qua in sede classi di ragazzi che si avvicinano a questo tipo di attività. In sede svolgono la parte più teorica e qua una volta alla settimana 2 corsi, distintamente un giorno o l'altro, vengono e fanno mezza giornata o la giornata intera in base alle necessità di formazione sul posto, proprio toccando con mano effettivamente le vetture e quant'altro. E questa è una cosa che è già un paio d'anni che viene svolta e dà soddisfazione anche a quella. Adesso in questo momento proprio abbiamo un ragazzo che sta continuando il percorso come stage, e ogni anno accogliamo sempre qualcuno al di là delle lezioni vere e proprie, qualcuno che viene qua a approfondire lo stage in sede. Ed è un'iniziativa che è iniziata un po' così per scherzo, ma ha dato risultati piacevoli. Date e ricevete soddisfazione. Sì, tutto sommato sì, abbiamo cambiato un po' registro nell'approccio alla lavorazione, però però è stato interessante. Anche nel periodo, con tutte le limitazioni che c'erano del Covid, questa attività in qualche modo si è portata avanti con videoconferenze, proprio in remoto, loro in classe, i ragazzi collegati, abbiamo portato avanti comunque lavorazioni in diretta video proprio. Benissimo. Poi so anche che avete costituito la rete Evolgo. Cos'è e quali vantaggi può portare? La rete Evolgo, vantaggi ne ha iniziato a portarne, in effetti diciamo che è un po' figlia della crisi, la necessità di confrontarci, perché sono stati momenti molto difficili dal punto di vista economico, anche ancora prima del Covid, cioè una cosa che è nata prima. La redditività nelle aziende, prescindendo che sia come di automotive o di altro, è diminuita e quindi è diventato complesso e complicato far quadrare i conti. E l'esigenza che si è presentata è quella di confrontarsi con colleghi, con strutture simili alla nostra, per capire chi è più performante in qualcosa piuttosto che nell'altra. E abbiamo incontrato con un gruppo di colleghi che sono rivelati molto attivi poi in
in questa iniziativa, abbiamo trovato dei collaboratori veramente capaci di mettersi in gioco e di condividere le proprie esperienze. È partito da lì, cioè per confrontarci, poi è diventata una cosa strutturata, quindi a quel punto abbiamo potuto condividere obiettivi, cioè acquistare attrezzature che diversamente una carrozzeria da sola non riuscirebbe nemmeno a acquistare, per poterla condividere e utilizzare a turno in base a chi necessitava in quel momento di quella specifica lavorazione. Quindi diciamo che la cosa più utile è stata quella di potersi confrontare e condividere le proprie esperienze. Ci ha aiutato a capire che tutto sommato grossi errori non se ne faceva, perché abbiamo visto che alla fine tutti quanti ci dobbiamo lottare e barcamenare per portare avanti l'attività in momenti sempre più difficili. Quindi diciamo la rete confidiamo che dia supporto e nei momenti di difficoltà, condividendo le difficoltà di tutti, si sia più forti. Quindi è vantaggioso sia per il cliente che per voi? Assolutamente, è chiaro che poi l'iniziativa prima è stata proprio una necessità nostra di avere supporto, di supportarci a vicenda e di confrontarci. In effetti poi, una volta che ci siamo strutturati, siamo riusciti ad offrire anche una gamma di servizi più. Ci siamo imposti di offrire una gamma di servizi condivisa, cioè uniformare il nostro prodotto a tutti i componenti della rete, nel senso che ogni componente della rete approccia al cliente in un modo che abbiamo deciso di condividere, di rendere uguale per dare continuità. Un vero lavoro di squadra. E in più avere anche più punti d'appoggio, nel senso essere più pronti nell'intervenire, perché dove non posso arrivare io, arriva il collega che è ubicato geograficamente diversamente, perché comunque condividiamo tutto. Il riparatore che non riesce a fare una particolare lavorazione perché non è strutturato per farla, la manda a noi e noi viceversa, cioè quindi è stata proprio una condivisione del lavoro e speriamo che questo vada ancora avanti con progetti che poi verranno fuori, ma speriamo di poter ottimare. Ve lo auguro di cuore, complimenti per le vostre iniziative. Grazie mille.